Quindi io vi accompagno, ripeto, fino ai 30 secondi, partenze separate, aspettiamo qualche secondo tra una categoria e l'altra. Ovviamente da parte mia, ragazzi, in bocca al lupo, buona gara. Ovviamente appena passeranno davanti alla nostra postazione cercheremo di conoscere meglio le ragazze e le società che vanno a rappresentare in questa stagione 2016, gli allievi del secondo anno. Sto guardando un attimino quante sono più o meno le ragazze in gara, sono circa una trentina. Un applauso anche per le ragazze, ci siete? Pubblico? Grandi. Partite! Subito Martina della RDR Italia Football Team al comando, attenzione, si toccano le ragazze ma rimangono in piedi tranquillamente. Le allieve, pubblico, un po' di coreografia, dai l'applauso! Partita da linea, adesso le due categorie per gli esordienti, lancio e un giro, ricordo, lancio misura circa 1 chilometro, il giro completo sui 3,5 km, attenzione a attraversare pubblico. Partite anche le esordienti del secondo anno, via ragazze, via, buona gara, in bocca al lupo. Perfetto, perfetto. Ok. Dai Camilla! Dai Cavi, su! Forza! E passaggio di altri atleti con Lucrezia Rodolli, compagnia dell'abitante del Latin Bike di Sondrio, che è la prima tra le allieve del primo anno, con Letizia Mocali, quindi in diretta in questa modo di Sicuramente bello, mamma come contenta perché poi la generale, però viste tante immagini come la mamma. Cosa ti aspetti quest'anno velocemente da questa stagione? Grazie mille, Bravo. Saluto alla campionessa del mondo, intanto la prima gara è Camilla De Pieri. Ah, du bist zweit. Achtung, Vincitrice tra le esordienti Marta Zanga del team drammatico, prima tra gli esordienti del secondo anno. Non è facile seguire 4 gare di queste sere, però siamo riusciti a commentare l'arrivo di Marta, bravissima, vittoria bergamasca, vittoria lombarda, che arriva nel recinto e Lorentino in lotta per il podio tra le allieve del primo anno, un'altra allieva del primo anno del Greca Paluder, della San Lorenzen, la Beata con il istituto 56, seconda è Cristina Carlo, terza è Alessandra Piccolo che conclude in quarta posizione per un saluto. Intanto se non sbaglio arriva anche Lucia Bramati che è seconda
Eccola qua, Lucia Bramati del team proprio della Luganiano Off-Road. Si tratta di Letizia Mazzani e i esordienti del secondo anno. Ricordo che i esordienti seguono ora, ancora un giro. Bravo Lucrezia! Grande, grande! Ha raggiunto il risultato in Italia Pola, quindi possiamo vivere l'ultimo giro per lasciare il percorso, tanto il giro che si fatto da tanti in di Sondrio. Per la vincitrice, eccola qua, Nicole Fede della Cadrezzate, che nel finale ha staccato comunque un'ottima e merita l'applauso del pubblico, Ilaria Pola. Non la vi fa Gusbai, prima e seconda, allieve del secondo anno. Stretta di mano, grande sportività, questa è la mountain bike, insomma c'è grande fair play all'interno delle gare tra le ragazze e i ragazzi, e questo è il messaggio che lancia sempre la mountain bike, quindi uno sport fantastico. Brava. La maglia è quella della RDR Italia Factory Team, quindi porta a casa un podio importante. L'applauso per Martina Schirano. È soddisfatta Martina, che riceve anche i complimenti dello staff, perché fa parte anche Vincenzo Gianté, grande personaggio dell'attività della mountain bike, vediamo anche organizzatore ad Aosta, a Sarri, di gare molto importanti. Intanto arriva la prima tra le allievi del primo anno, eccola qua, l'applauso con il 173 di Letizia Motalli, atleta dell'Alpi Bike di Sondrio, e quindi abbiamo conosciuto anche la vincitrice tra le allievi del primo anno. Sola si è serata per la Cadrezzate, eccola qua, è proprio lei, brava Lucrezia, che porta a casa un buon quarto posto, quindi un primo e un quarto per il team varesino. Come è andata la gara? Non è stata facile? Beh no, è il mio secondo anno che faccio mountain bike e direi che è stata una bella soddisfazione. Però oggi era un po' il tuo percorso, tanto scusa perché arriva anche Camilla De Pieri della Cigli Lucchini, che è seconda di categoria, vediamo se arriva anche la terza per completare il podio. Io ti chiedo scusa ma devo fare un po' anche, ecco, arriva anche la terza, che è Giulia Bertoni della UCLA, quindi abbiamo completato il podio degli allievi del primo anno. Oggi era un po' un percorso da ciclocross. Beh sì, più o meno, con discese un po' più difficili diciamo rispetto al ciclocross. Beh, è una bella soddisfazione, una bella esperienza sicuramente. Preferisci il ciclocross o mountain bike a questo punto? Beh, ciclocross. Ciclocross. Dedichiamo la vittoria a chi? A tutta la squadra, alla famiglia e a Davide Arzeni. Ok, grazie Nicole, ci vediamo dopo per le premiazioni. Comunque hai già un curriculum importante di vittorie, ne hai ottenute, vero? Sì. Senti, come oggi hai fatto un po' quello che hai voluto, hai controllato abbastanza bene? Sì, diciamo la partenza è stata un pochettino più difficile, però poi mi sono ripresa anche nella salita così e sono riuscita a staccarmi anche un po'. E da dove arrivi Letizia? Da quanti anni fai mountain bike? Allora, vengo dalla Valtellina, precisamente da Grosio, e corro da G1, quindi da 8-9 anni. Corri con qualcosa sempre di particolare dietro il casco da qualche anno? Sì. Come mai? Perché inizialmente, soprattutto da G, mi scambiavano per un maschio, allora così ho deciso di farmi riconoscere un po'. Quando mi vedete io sono una femmina, ok.
Ruota ben arrivata, sentiamo